13 anni fa il sisma all'Aquila, 309 le vittime e le storie di chi resiste in città aspettando la rinascita. L'inviata Roberta Ferrari. Il ricordo di quella notte è un ricordo dolorosissimo, è un ricordo di un orco che arrivava e ci prendeva gli affetti più cari e se li portava via. Un orco che a Vincenzo ha portato via la moglie Claudia e la figlia Fabrizia. Sono due tra i 309 nomi incisi nel Parco della Memoria, il dolore e il coraggio di chi come questo chirurgo ha deciso di rimanere in città e lottare per la ricostruzione. Quel buio che c'era qui quella notte, quel qualcosa che ti distrugge tutto. Però bisogna combattere affinché non accada più. A 13 anni dalla notte più lunga il centro dell'Aquila sta tornando lentamente a vivere. Quando ho rivisto i palazzi riaprirsi, il coraggio dei commercianti di riaprire, per me è stata una gioia. La ricostruzione procede, anche oggi sono aperti tanti cantieri, ma ci sono ancora 5.000 sfollati. Mercedes cammina emozionata tra i portici del centro cercando tracce della sua memoria. La cosa più importante per lei, per l'Aquila, qual è? È che tornasse a essere un po' più vivo, umanamente viva. La biblioteca provinciale sta decentrata, il teatro qua dietro è chiuso. Mancano ancora quella collettività che noi avevamo prima. Passiamo a tutt'altro genere di notizie, l'Eurovision Song Contest a Torino.